Marco Tullio Petrangelo, direttore di turismo FVC Montagna, dati positivi da maggio ad agosto, ma anche da gennaio ad agosto 2015, però si pensa già all'inverno. Lei ha spiegato, insomma, per i poli bisogna puntare a far fermare di più la gente, non bastano i pendolari del Friuli. Certo, e questo, il ruolo di tutto quello che facciamo, questa fusione che stiamo predisponendo tra Promotour e Turismo FVG è proprio perché l'egida di questa operazione è un'operazione che tende a aumentare la capacità di attrazione turistica dei nostri poli invernali. Quindi se è vero che l'85% dell'afflusso degli sciatori è un turismo interno alla regione che diciamo che non può essere classificato come turismo, ma è un servizio allo sportivo, allo sciatore, quel 15% che viene da fuori e che quindi si ferma a dormire negli alberghi deve essere incrementato in maniera decisamente più importante di quello che è stato fatto finora. A livello di posti letto, negli anni scorsi si è sempre parlato che la Regione dovrebbe incentivare e aumentare il numero effettivo. È finita questa moda oppure anche voi pensate di intervenire, di favorire la crescita dei numeri di posti letto? Beh, questo è un po' fuori dalla nostra competenza. Io vedo che ci sono, adesso che ha visto i dati che abbiamo presentato oggi, avete visto che ci sono tanti posti letto non utilizzati, soprattutto nelle zone della montagna. Quindi il turnover dei posti letto, la loro capacità di essere riempiti per un periodo dell'anno più lungo e per una maniera più intensa nelle stagioni di picco è sicuramente il primo obiettivo. La riqualificazione delle strutture poi penso che sia sotto gli occhi di tutti, è una necessità assoluta per tutta la regione.